Allora, buonasera, benvenuti al quinto appuntamento del TAIUS, un'iniziativa del Dipartimento di Scienze Giuridiche che, come ormai sapete, consiste in un'intervista a un giurista che viene chiamato a interloquire con noi su temi di attualità, e un'iniziativa che è finanziata con i fondi ovviamente del piano strategico per la didattica, e è un'iniziativa che ormai è giunta al quinto appuntamento. Questa sera abbiamo qui con noi Francesco Bilotta, che è il nostro ospite, poi procederò a presentarlo. Prima però ci sono tutta una serie di adempimenti preliminari che devo in qualche modo assolvere. Allora, innanzitutto devo rivolgere dei ringraziamenti. Il primo ringraziamento lo rivolgo al nostro direttore generale, il dottor Massimo Di Silverio, che questa sera ci omaggia con la sua presenza e ci incoraggia a proseguire con questa iniziativa. Devo ringraziare in maniera particolare tutti coloro che mi supportano e mi sopportano nell'organizzazione dei TAIUS, in special modo la dottoressa Giuseppina D'Arrigo, che è la nostra responsabile dell'ufficio di supporto alla didattica, e la dottoressa Marta Procuda, che è la nostra stagista alla didattica, che è stata definita il mio braccio destro, ma io direi anche il mio braccio sinistro, perché se non ci fosse lei farei molta fatica a organizzare il tutto. C'è un altro piccolo adempimento un po' estemporaneo: dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Sergio, uno dei nostri più fedeli. È un nostro studente, ci segue sempre, quindi gli facciamo gli auguri pubblicamente. Lo ringraziamo anche di aver scelto di festeggiare il suo compleanno in questa maniera un po' insolita, partecipando al nostro TAIUS. Allora, entriamo nel vivo di questo TAIUS. C'è una piccola premessa che devo fare. Oggi intervisterò Francesco Bilotta, che non è solo un collega, ora lo presenterò, è anche un amico, e devo ringraziarlo in modo particolare perché ha accettato di parlarci di un tema che lo vede coinvolto in prima persona. Non è facile per noi giuristi essere chiamati a discutere di questioni giuridiche che ci chiamano in causa in prima persona. Perciò credo che sia doveroso da parte mia riconoscere a Francesco il diritto, nel momento in cui le mie domande dovessero essere troppo personali, in qualsiasi modo ti dovessero far sentire a disagio, semplicemente di avvalerti della facoltà di non rispondere, ok? Questo perché è inevitabile che io ti rivolga delle domande personali, un po' perché conosco la sua storia, un po' perché credo sia giusto che la conosciamo un po' tutti. Passo a presentarlo, ed è per me il compito più difficile, perché ogni volta che intervisto un amico a TAIUS sono convinta di conoscerlo bene. Parto dal presupposto che io ne conosco la storia personale, soprattutto professionale. Poi quando chiedo a loro di inviarmi il curriculum per preparare la scaletta e leggo il curriculum, rimango sempre a bocca aperta, perché mi rendo conto di non conoscerli affatto, ovvero sia conosco forse la punta di un iceberg. Con Francesco questo si è verificato in modo particolare. Non solo perché mi ha inviato un curriculum, ce l'ho qui, ho le prove, di 30 pagine scritte in piccolissimo, quindi con un contenuto immenso, ma anche perché ho scoperto che fa tantissime cose che io ignoravo. Allora, innanzitutto Francesco Bilotta, come voi sapete, è un ricercatore del nostro Ateneo. Ho preso servizio il 1° aprile del 2005, non è stato un pesce d'aprile, il 1° aprile del 2005 qui, come ricercatore dell'allora Facoltà di Economia. Afferisce al Dipartimento di Scienze Giuridiche, è professore aggregato di istituzioni di diritto privato, molti di voi ahimè lo sanno. Vi tranquillizzo, non è severo solo con voi studenti, è severo anche con gli amici, con me in modo particolare, ma è uno dei pochi che sa redarguirmi a dovere, devo dire. Ha un dottorato di ricerca in diritto comparato dell'economia e dell'ambiente. Si è laureato alla Sapienza con Guido Alba, niente un po' di meno che Guido Alba, che è stato presidente del Consiglio Nazionale Forense, peraltro prima di passare il testimone al nostro friulano Mascherin. Tra l'altro hai scelto subito un tema di quelli scomodi, perché la tua tesi di laurea verteva in materia di maternità surrogata. È un socio fondatore dell'associazione Avvocatura LGBT Rete Lanford, della quale avremo modo di parlare ampiamente questa sera. È anche l'ideatore del sito proprio www.retelanford.it. Ha diversi titoli accademici e non. Mi piace ricordare che è avvocato, ovviamente avvocato iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvocati di Trieste. Dal 2011 è cassazionista. Non solo, è stato membro del gruppo di studio sul tema eguaglianza e non discriminazione istituito presso la Scuola Superiore dell'Avvocatura. Dal 2011 sei iscritto all'elenco degli avvocati esperti in materia antidiscriminatoria a supporto dell'ufficio proprio della consigliera di parità della provincia di Trieste. Sei il direttore della collana LGBT Studi sull'identità di genere e l'orientamento sessuale per la casa editrice Mimesis Edizioni di Milano, che è la prima collana in Italia che ha questo
con questo focus tematico, oltre ad essere membro del comitato scientifico di tantissime riviste e di tantissime collane. Hai collaborato alla stesura di diverse proposte di legge, ne ricordiamo soltanto alcune perché altrimenti trascorreremo l'intera serata a ripercorrere il tuo curriculum. Il patto civile di solidarietà e unione di fatto, la disciplina del patto civile di solidarietà. Hai anche partecipato al gruppo di lavoro dell'Associazione Avvocatura proprio per i diritti LGBT Rete Lenford per la redazione di 3 proposte di legge in materia di matrimonio egualitario, contrasto all'omofobia e transfobia e modificazione dell'attribuzione di sesso. Hai tra l'altro vinto un progetto proprio come afferente al Dipartimento di Scienze Giuridiche, questo credo che sia un elemento di grande vanto per noi del Dipartimento di Scienze Giuridiche, un progetto europeo finanziato proprio dalla Commissione Europea dell'importo di 500.000 euro, quindi uno dei progetti diciamo così, che ha consentito al Dipartimento di acquisire il maggiore finanziamento proprio in materia di equal use, che prevedeva peraltro il coinvolgimento di paesi come la Polonia e la Lituania, nei quali i temi dell'omofobia, ma di tutte le questioni giuridiche in qualche modo connesse all'omosessualità sono tuttora particolarmente delicati. Il curriculum è molto ampio, quindi posso ricordarvi che Francesco è autore di diversi saggi, di diversi articoli, di monografie, articoli anche non solo pubblicati su riviste scientifiche, molto spesso lo leggete anche con interventi sulla stampa, su alcuni tra l'altro torneremo proprio questa sera. Quello che emerge dal suo curriculum in sintesi è una propensione un po' masochista, devo dire, per temi scomodi per noi giuristi, perché tu ti sei occupato moltissimo delle questioni LGBT, di maternità surrogata, di matrimoni tra persone dello stesso sesso, quindi temi anche difficili da affrontare. Di recente peraltro hai curato anche la voce sul transessualismo per il gesto, quindi temi che effettivamente sono delicati da trattare. Quello che colpisce del suo curriculum, anche in ragione proprio dei molteplici convegni, degli incontri di studio ai quali ha partecipato, è un'attenzione particolare alla funzione sociale del diritto e anche l'impegno proprio, queste sono parole tue, poi diremo da dove le traiamo, un impegno proprio per la costruzione di una società più inclusiva. Credo che abbiate già capito qual è il tema del quale discuteremo questa sera. Stasera discuteremo di omofobia, ma non solo. Però iniziamo ovviamente rivolgendo a Francesco la domanda più facile, che è quella che poi apre tutti i nostri TAIUS, ovvero sia gli chiediamo perché e come ha deciso di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza e quindi di laurearsi poi in legge. Ho deciso un po' per caso, un po' perché costretto, nel senso che appena finito il liceo, io ho fatto il liceo classico, avevo 2 opzioni, o scienze bancarie, quindi una cosa lontanissima dagli studi classici, oppure filologia classica. Queste erano le 2 cose che avrei voluto fare. Dopodiché scienze bancarie non l'ho scelta perché c'erano materie che, come dire, nelle quali non ero particolarmente versato, materie scientifiche, matematiche, cose di questo genere. Filologia classica subì il veto forte di mio padre, e quindi l'alternativa imposta appunto fu giurisprudenza, che invece io avevo escluso in un primo momento perché me ne avevano parlato come una facoltà in cui bisognava imparare tutto a memoria, una facoltà in cui c'era poca originalità, possibilità di un apporto originale allo studio, quindi tutto sommato una cosa che mi sembrava noiosa, a cui non avrei potuto dare niente e rispetto alla quale come dire, i miei interessi non si potevano in qualche modo inverare nello studio, ecco. E quindi a un certo momento, un po' inconsapevolmente, scelgo di andare a Roma a studiare giurisprudenza. Io sono nato in una cittadina nel sud del Lazio, in Ciociaria, e Roma era la sede più vicina. Mio padre era contentissimo di questa scelta, secondo me lì ci fu proprio un transfer di mio padre, cioè avendolo voluto fare lui e non avendolo potuto fare, manda il suo primo figlio a studiare giurisprudenza. Ma toglici una curiosità, hai cambiato idea, spero, poi nel corso degli studi in merito al fatto che giurisprudenza sia noiosa, imponga uno studio mnemonico? Io ho capito che, come tutte le cose, anche giurisprudenza si può fare in tanti modi. Allora, è certo che uno, se vuole, si mette lì e impara a memoria delle cose, non cerca di sistematizzarle, non cerca di cogliere la rilevanza concettuale di alcuni approcci allo studio del diritto e non si mette a studiare quelle cose con
la possibilità di renderle originali e di fare delle cose originali. Invece poi io ho avuto la fortuna, perché poi questo conta nella vita, di incontrare delle persone. Tu hai ricordato Guido Alpa, che per me è stato il primo maestro, e fu lui a segnalarmi il tema di quella che oggi chiamiamo gestazione per altri, e quella volta si chiamava appunto maternità surrogata. E io mi ricordo che quando mi chiedevano qual è il tema della tua tesi e io dicevo la maternità surrogata, mi guardavano tutti strano. Stiamo nel 1994-95, e allora io soggiungevo immediatamente utero in affitto e tutti capivano, perché in quel momento così si chiamava. Non c'era una rilevanza sociale del tema. Per esempio nel Regno Unito c'erano già delle norme a questo riguardo, che addirittura erano state immesse nel sistema nel 1990. E in Italia era ancora tutto da venire, quindi grazie alla lungimiranza di Guido Alpa io mi trovo ad affrontare questo tema con pochissimo materiale italiano, moltissimo invece materiale straniero, e proprio quello è stato il momento in cui per la prima volta mi sono reso conto di come lo studio del diritto potesse essere d'ausilio per aprire nuove strade, illuminare alcuni orizzonti e porsi dei problemi che a livello sociale nessuno ancora si poneva. Poi peraltro questa tesi ti è valsa anche una menzione speciale proprio della giuria per la miglior tesi di laurea in tema di libertà e responsabilità nella procreazione assistita nel premio Giuseppina Teodori. Esattamente. Che ha anche dato delle soddisfazioni personali. E in quella commissione c'è stata poi una seconda persona che insomma ha significato molto nella mia vita e alla quale devo anche poi la scelta di continuare a studiare, e cioè Stefano Rodotà. Io mi ricordo che stavo scrivendo la tesi e a un certo punto lui era appena ritornato in università dopo il suo impegno parlamentare, e lui era uno che riceveva gli studenti una volta alla settimana, e finché non se n'era andato l'ultimo studente lui non si alzava dalla sua scrivania. E pur non essendo suo studente, io mi permisi di andare a chiedergli un consiglio sulle letture che dovevo fare, e lui mi dette un elenco di cose, mi chiese io che cosa volevo fare da grande, e mi chiese se nella mia famiglia c'era qualcuno che già aveva esperienza in professioni giuridiche, se c'era qualche notaio, magistrato, perché ci si immagina sempre, no, che uno poi segua il percorso dei genitori. Io dissi che né mio padre né mia madre avevano intrapreso questa strada, e quindi lui mi disse: ah, questa è una cosa buona, così lei è più libero di scegliere cosa fare. Mi dette un elenco di cose da leggere. Alla domanda che cosa avresti voluto fare da grande, cosa hai risposto? A lui? Sì. Che volevo fare l'avvocato. Okay. Sì, e allora lui mi disse, ma è proprio uno che non si arrende, perché mi disse: beh, ma non importa, anche per fare l'avvocato lei comunque deve studiare. E quindi mi dette un elenco di voci enciclopediche da leggere e mi disse: va, quando ha finito poi torni da me. E quindi passò 2 o 3 settimane in cui io mi ero immerso in questa lettura, poi tornai da lui e avemmo una conversazione bellissima, dalla quale capii che appunto ci poteva essere un approccio originale allo studio del diritto e che c'erano altre cose che mi incuriosivano e che quindi avrei voluto studiare. Ecco, io penso che questi 2 incontri, cioè da un lato Guido Alpa, dall'altro Stefano Rodotà, mi abbiano poi fatto cambiare definitivamente idea su quel pregiudizio che avevo nei confronti del diritto come una cosa mnemonica, come una cosa rispetto alla quale uno non può dare nessun apporto di carattere originale. Ma tu consiglieresti a un giovane di iscriversi a un corso di laurea dell'area giuridica oppure no? Allora, io credo che se ci si approccia al diritto in questo modo, cioè se ci si rende veramente conto di quanto il diritto possa essere utile alla società, lo studio del diritto è una delle esperienze più belle che una persona possa fare. E credo che questo debba essere lo spirito per cominciare a studiare diritto. Quindi io la prima cosa che direi a una persona che mi fa questa domanda è un po' come mi disse Stefano Rodotà: tu che cosa vuoi fare da grande? Cioè, che cosa è per te il diritto? Come pensi di poter poi utilizzare nella tua vita il diritto? Se c'è questa motivazione profonda, secondo me lo studio del diritto è proprio uno studio appassionante in maniera proprio totale. Senti, tu sei stato nel 2013 anche commissario agli esami di avvocato.
Quali sono le lacune che hai riscontrato proprio nella preparazione degli studenti laureati in giurisprudenza e quali sono i consigli che ti sentiresti di dare a coloro che devono affrontare questo esame? Allora, devo dire che feci parte di una commissione composta di persone veramente sul piano sia umano che professionale ammirevoli. Tutte quante avevamo questo punto di vista comune, per cui il diritto è una cosa che si fa innanzitutto, cioè non è soltanto una costruzione teorica, astratta, ci sono delle cose, la possibilità di incidere sul reale di cui uno deve essere consapevole, e si vedeva perfettamente quando una persona si sedeva davanti alla commissione se questa consapevolezza era maturata grazie all'esperienza fatta negli studi professionali, oppure se c'era uno studio totalmente mnemonico, teorico, astratto, perché magari la nozione, alla domanda nozionistica il candidato sapeva rispondere, appena si varcava la soglia dell'applicazione in concreto di quella nozione o di quella definizione, c'era il grande smarrimento. Ecco, questa capacità di tradurre in atti concreti lo studio del diritto, secondo me, è la capacità qualificante di un professionista avvocato, e purtroppo non tutti i candidati avevano questa maturità che ti dà soltanto l'esperienza e il passare giorno dopo giorno in studio a contatto con i problemi delle persone, perché alla fine fare l'avvocato è questo, l'avvocato è un problem solving, cioè una persona a cui ci si rivolge nel momento in cui hai un problema, hai un bisogno da soddisfare, e l'avvocato ti deve dare una risposta. Cioè l'avvocato non ti può dire, bah, questa cosa il legislatore non l'ha prevista, mi spiace per te ma questa cosa non si può fare, no? C'è sempre la possibilità, un bravo avvocato ha sempre quella visione, quella capacità di visione sistematica in forza della quale una risposta alla domanda di giustizia che gli rivolge il cittadino è capace di trovarla. Ecco, questo si acquisisce con l'esperienza, con il mettersi con mente aperta e capacità di, ripeto, apporto originale a contatto con i problemi delle persone. Senti, poco fa tu ricordavi che sei nato e cresciuto in una cittadina di provincia dell'Italia centrale. Partiamo da qui. Partiamo da Francesco Bilotta, che in questa cittadina di provincia dell'Italia centrale acquisisce la consapevolezza di essere omosessuale. Tu hai deciso a un certo punto di fare coming out, l'hai fatto peraltro pubblicamente, c'è un tuo video molto bello su YouTube in cui tu racconti l'acquisizione della consapevolezza di essere omosessuale, lo hai fatto scrivendo un contributo per questo libro molto bello, Le cose cambiano, che è stato divulgato ed è stato messo a disposizione dal Corriere della Sera nel 2013. Vuoi raccontarci questo passaggio, l'acquisizione della consapevolezza di essere omosessuale, o meglio, come tu hai dichiarato sia in questo scritto che nel video, di essere nato per amare un uomo e non una donna? Allora, premetto che secondo me il coming out, cioè il venire fuori, è un'esperienza che serve umanamente a rasserenare se stessi e le persone con cui si entra in relazione. Riconoscersi come omosessuale e dirlo è una cosa importantissima che fa bene a noi stessi e fa bene alla società. Quando io vivo la mia adolescenza, stiamo tra gli anni 80 e diciamo i primi anni 90, in un paese di provincia non era facile fare questa cosa, ma non era facile neanche riconoscersi come omosessuale. Cioè io, quando a un certo punto a 26 anni mi rendo conto di questo mio essere, non avevo persone con cui parlarne, perché io ritenevo di non conoscere nessuna persona omosessuale. Di fatto c'erano delle persone omosessuali che io conoscevo, ma erano completamente nascoste, non si dicevano prima di tutto a se stessi omosessuali.
Tant'è vero che tu scrivi una cittadina, parlando della cittadina in cui sei nato e cresciuto, in cui nessuno è gay e se qualcuno lo è non lo si deve sapere. Esattamente, perché in quel momento, in particolare in quel momento, dirsi omosessuale si porta ad uno stigma di carattere sociale, ad un allontanamento, a un pregiudizio, per cui non lo si deve sapere perché questo ti mette in pericolo nei tuoi rapporti sociali. E non solo, sei immerso in un contesto in cui ti continuano a dire che essere omosessuale è una cosa negativa, che essere omosessuale è una diminuzione rispetto alla tua dignità sociale. E te lo ripetono tutti i giorni, più o meno direttamente, e a un certo punto te lo ripetono oggi, te lo ripetono domani, a un certo punto tu ci credi. Quello che colpisce molto di ciò che hai scritto e anche di ciò che dichiari poi in questo video è il riferimento alla paura proprio di essere derisi, di essere giudicati, di essere maltrattati e di essere rifiutati perché omosessuali. Tu descrivi questa tua presa di coscienza come un momento molto difficile della tua vita, non è stato facile per te, anche se poi riconosci che forse è stato l'inizio di una salita. Assolutamente sì, non è stato facile per quella ragione che dicevo prima, cioè io avevo la paura del rifiuto dei miei amici, del rifiuto delle persone con cui io ero costantemente, quotidianamente in relazione. Tanto è vero che l'ultima persona a cui io l'ho detto è stata la mia migliore amica, perché io avrei potuto tollerare il rifiuto di chiunque, ma non di questa persona che era negli anni presente nella mia vita e rispetto alla quale veramente io ho un grande rammarico, perché quando poi glielo dissi, lei commossa mi rimproverò il fatto di averla lasciata per ultima, dicendo: come hai potuto pensare che io ti avrei giudicato male, come hai potuto pensare che io ti avrei lasciato solo in questo momento così delicato della tua vita. Ecco, questo è un grande rammarico e però anche una grande consolazione col senno del poi, perché se non ci fossero state queste persone vicino a me, questa paura, questo momento difficile comunque del venir fuori, forse non l'avrei vissuto con la stessa tranquillità che poi ha caratterizzato quel momento. È stato difficile perché io non avevo modelli di riferimento, perché avevo introiettato questo giudizio negativo della società che mi circondava e quindi tutto sommato io pensavo, se mi fossi riconosciuto omosessuale, di non poter avere più quella dignità che fino a quel momento tutti quanti mi avevano riconosciuto nelle mie relazioni sociali. Però dall'acquisizione della consapevolezza di essere omosessuale alla libertà di dichiararlo pubblicamente passa del tempo, tant'è vero che tu in questo contributo sottolinei anche come la prima vacanza al mare dopo l'acquisizione della consapevolezza di essere omosessuale, con le zie calabresi che volevano a tutti i costi sapere o venire a conoscenza della possibile esistenza di una fidanzata, per te è stata una tortura, la qualifichi proprio così. Esattamente, perché in quel contesto familiare, poi appunto perché mia mamma è del paese dove io sono nato, cioè Ciociara, mentre mio padre è calabrese e come dire, quel contesto sociale tutt'oggi è ancora molto chiuso, per cui in quel contesto con queste zie che comunque avevano una certa età, quindi come dire, avevano anche erano portatrici di una cultura di una generazione precedente, era difficile stare a spiegare, tanto è vero che io non l'ho spiegato a loro, cioè semplicemente mi sono limitato a non rispondere a quelle domande. Senti, tu però in questo scritto, anche in questo video, riconosci un ruolo di grande importanza agli amici. Ciò che traspare è un sentimento di grande solitudine, di grande smarrimento nel momento in cui acquisisci la consapevolezza di essere omosessuale, però poi nel momento in cui decidi di affidarti ai tuoi amici, diciamo che la situazione si sblocca. Vuoi descriverci il ruolo che hanno avuto i tuoi amici? Gli amici diventano la famiglia elettiva, cioè quelle persone con cui si condividono esperienze, si condividono rapporti di solidarietà, di affetto profondo. Ci sono alcune persone veramente che io considero miei fratelli, mie sorelle, nonostante l'inesistenza di una relazione genetica con loro, insomma. Senti, arriviamo alla rete Lanford, all'associazione Avvocatura LGBT,
in questo testo tu racconti anche un episodio che forse è collegato poi a questa tua intenzione di diventare il cofondatore dell'associazione Avvocatura LGBT. Tra l'altro vuoi illustrare a tutti una volta per tutte il significato di LGBT, perché qualche volta c'è qualche incomprensione sul punto. Allora, Avvocatura per i diritti LGBT, Rete Lanford, tra l'altro quest'anno compie 10 anni, quindi per noi è veramente un momento importante, e LGBT è un acronimo, la L sta per lesbiche, gay, la G, bisex, B, T trans e I intersex. Quindi è una Intersessuali sigla, che sono gli ermafroditi, giusto? sì, anche se la parola ermafrodito tendiamo a non utilizzarla più perché è socialmente stigmatizzante, e quindi preferiamo parlare di intersex. No, anche alleggeriamo ogni tanto, perché sennò stasera usciamo. No, perché io sono stata a presentare Taius in diverse trasmissioni anche televisive, e un attimo prima di entrare mi sono resa conto che non avevo la più pallida idea di chi fossero gli intersessuali, quindi sono andata nel panico più totale, perché ho detto: se mi chiedono di illustrare il significato, per dire, anche noi giuristi molte volte facciamo fatica. Ma questa è una cosa buona, cioè nel senso, il fatto di parlare questa sera anche di queste cose rende consapevoli di alcune questioni importanti persone che per ragioni, come dire, legate alla propria biografia non si sono mai poste o non si sono mai trovate a contatto con questo ambiente. E il fatto che a Udine quest'anno ci sia il Pride, e saluto Giulia Sala che deve stare da qualche parte qui, eccola, del comitato FVG Pride, perché è proprio l'occasione in cui un intero contesto sociale si trova a doversi porre delle questioni che magari assolutamente in buona fede non si è mai posta fino a quel momento. Quindi è un'occasione per tutti, certo, per riflettere e magari approfondire questioni di cui non si sa. E ci spieghi il ruolo dell'associazione Avvocatura LGBT, Rete Lanford, che cosa fate in questa associazione? Allora, Avvocatura nasce come dire, da una necessità all'inizio. Io per tanti anni ho insegnato a Pordenone, alla sede distaccata di Pordenone. Stavo andando a fare lezione e a un certo punto ricevo una telefonata di una persona che mi dice: ah, ciao, senti, io voglio sposarmi col mio compagno. Al che io gli comincio a fare l'elenco dei paesi in cui poteva sposarsi in Europa, e lui mi dice: no, ma io mi voglio sposare in Italia. E io rimango un attimo così, gli spiego che questa cosa non era possibile e gli spiego che ci dovevo pensare un momento, e lì mi viene un'idea, e cioè di fare in Italia una cosa che si stava già facendo negli Stati Uniti, e qui apro una parentesi: sposare l'approccio teorico dal punto di vista giuridico alle questioni socialmente rilevanti e l'approccio pratico fa veramente nascere delle cose nuove, perché se io non avessi avuto coscienza per gli studi che avevo fatto che altrove si stava provando questa strada, probabilmente non mi sarebbe neanche venuta l'idea di esportarla adattandola al nostro ordinamento nel nostro paese, e cioè quella di chiedere ai giudici se contrarre matrimonio per due persone dello stesso sesso rientrava oppure no nella legalità costituzionale del nostro paese. C'è un escamotage, perché il punto era come ci si va davanti al giudice, come io posso provocare la domanda di giustizia, e mi sono ricordato, ecco di nuovo lo studio teorico che viene in prima battuta, che c'è una piccola norma all'interno del codice civile, che è l'articolo 98, che dice che per sposarmi io devo chiedere le pubblicazioni matrimoniali, che l'ufficiale dello stato civile può rifiutarmele adducendo una motivazione legittima, e che io posso impugnare davanti al tribunale ordinario, quindi al giudice dei diritti, io posso impugnare il diniego. Quello era esattamente, come dire, il varco in cui ci si poteva infilare per cominciare una battaglia nel nostro paese per l'uguaglianza dei cittadini e delle cittadine omosessuali. Lo dico prima a questa persona che mi aveva chiamato, se era disposta a fare questo percorso, e subito dopo mi viene in mente che la questione non era tanto quella di chiederlo ad un
tribunale, ma era quella di creare un movimento d'opinione a partire dai tribunali, perché un giudice nel darmi una risposta deve darmi anche una motivazione della risposta. Certo. E io volevo sapere se arrivava a un punto in cui i giudici, dando motivazioni diverse, avrebbero fatto emergere la contraddizione insita nel sistema tra appunto il livello costituzionale e il livello del funzionamento, diciamo così, del codice civile. Cioè io mi aspettavo che prima o poi un tribunale, e più tribunali coinvolgevo, più aumentavano le probabilità, avrebbe rimesso la questione alla Corte Costituzionale. Ora, per fare questo, e qua dico che è stato contingente la motivazione per cui nasce Avvocatura per i diritti LGBT, io non lo potevo fare da solo. Cioè era un fatto proprio fisico, a parte voglio dire il mio impegno universitario, ma non ce l'avrei fatta a coinvolgere tanti giudici sparsi su tutto il territorio nazionale, servivano tanti avvocati. E qui, parlando con quello che appunto considero un fratello, cioè Antonio Rotelli, che è stato con me e insieme alla collega Saveria Ricci, siamo stati 3 fondatori di Avvocatura per i diritti LGBT, ci siamo trovati un giorno e abbiamo detto, cominciamo a chiederlo a vari colleghi. Tutti quelli che conosciamo a tappeto, gli chiediamo se sono disposti a collaborare a questo tipo di azione. Eravamo 3, oggi credo che in associazione ci siano circa un centinaio di avvocati sparsi su tutto il territorio nazionale, molti dei quali non sono persone omosessuali, anzi devo dire che quelli più convinti a combattere per l'uguaglianza dei diritti delle persone omosessuali sono proprio i colleghi e le colleghe eterosessuali della nostra associazione. Ci sono anche dei colleghi e delle colleghe bisessuali, e devo dire che da quella battaglia poi ne è nato un interesse a tutto campo, perché abbiamo capito che c'era bisogno di un percorso culturale da far fare agli operatori della giustizia, gli avvocati in primo luogo, ma anche i magistrati. E quindi sono stati anni di impegno nelle aule di giustizia. Quasi subito poi il Tribunale di Venezia rimise la questione alla Corte Costituzionale, non ce l'aspettavamo che questo avvenisse con questa velocità, e questo poi mi ha dato modo di fare questa esperienza che quando studiavo giurisprudenza non sapevo se avrei mai fatto nella vita, cioè indossare la toga in Corte Costituzionale. È stata una delle emozioni in assoluto più grandi della mia vita, e a questo, dicevo, impegno nelle corti poi si è unito un impegno di carattere culturale, tantissimi convegni di formazione in moltissimi ordini professionali, molti dei quali in regioni come dire, molto chiuse dal punto di vista. A questo proposito, tu proprio nel 2012 in un'intervista che ti è stata fatta hai affermato che per quanto voi siate presenti in maniera piuttosto omogenea su tutto il territorio nazionale come associazione, come Rete Lemford, però auspicheresti qualche collega in più nelle regioni centro-meridionali. Quindi c'è ancora questa resistenza nelle regioni centro-meridionali? Sì, 2 dati a questo riguardo. Per esempio nella campagna di affermazione civile, poi come chiamammo la campagna per il matrimonio egualitario, noi abbiamo avuto coppie che si sono dichiarate disponibili a fare questo percorso giudiziario con noi, che si arrestavano, diciamo, a Roma. Cioè al di sotto di Roma noi non abbiamo avuto disponibilità da parte di persone a fare questo percorso giudiziario con noi. Primo dato. Secondo dato, avevamo fatto una ricerca con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, l'UNAR, con dei finanziamenti europei sulla diciamo, atteggiamento dei professionisti rispetto ai fenomeni della discriminazione legata all'orientamento sessuale. Parlo di una ricerca ormai di qualche anno fa, quindi io credo che anche su questo punto, se oggi rifacessimo la ricerca, probabilmente i dati sarebbero diversi. O almeno me lo credo auguro. che domani si sposi il primo trans a Caserta, quindi sud. Ecco, io non dico che non esista una sensibilità, dico che per esempio questa ricerca ci dette come risultato una cosa che non ci aspettavamo, e cioè che il 24% delle professioniste e dei professionisti intervistati dichiarò che non avrebbe accettato un incarico professionale connesso in qualche modo alla questione dell'orientamento sessuale o l'identità di genere
perché non si sentiva a proprio agio a affrontare il caso, e in relazione anche a casi, come dire, che non avevano una specificità legata a questi aspetti, ma semplicemente perché la persona che si rivolgeva all'avvocato era una persona che si dichiarava omosessuale o trans. Ecco, è un dato, il 24%, insomma è tanto secondo me, cioè almeno in questi termini non me l'aspettavo. È anche vero che voi come associazione Avvocatura LGBT Rete Lanford avete come obiettivo proprio da statuto non solo quello ovviamente di poi patrocinare le cause che interessano appunto persone LGBT, ma anche proprio quello di sensibilizzare tutti coloro che operano nel campo del diritto, avvocati, magistrati, giuristi in generale, verso i temi proprio legati all'orientamento sessuale. Un'altra cosa che mi ha colpito molto del tuo contributo scritto, questo è veramente un libro molto bello che vale la pena leggere, non è un libro facile da leggere, nel senso che ci sono parentesi veramente molto dolorose, quindi non è una lettura diciamo così leggera, ma è molto bello e molto istruttivo, almeno per me lo è stato. Tu ricordi anche però che la Rete Lanford nasce con un'altra missione, che è quella di aiutare altri, queste sono parole tue, a non perdere proprio la bellezza degli anni dell'adolescenza. Questo perché tu ricordi in questo scritto che ancora adesso il dolore ti accompagna nel ricordo di quella che è stata la tua adolescenza, con vari tormenti che possono ovviamente averti accompagnato in quel percorso. Ci vuoi raccontare l'episodio dello studente? Credo che sia molto bello da ricordare, soprattutto visto che ce ne sono tanti di studenti qui. Allora, due cose. Io penso che le esperienze che poi come dire, qualificano la nostra vita da adulti noi le facciamo in questa fase delicatissima che è l'adolescenza, per cui vivere un'adolescenza in cui da un lato tu non sei consapevole di quello che sei e quindi non ti puoi vivere in maniera spensierata il primo amore, o se te lo vivi lo devi vivere con un senso di timore, di paura, che qualcuno ti scopra. È una cosa che comunque ti segna. Se poi a questo aggiungiamo che in quella fase così delicata della scoperta di sé, sentire quotidianamente che ti dicono che sei sbagliato, che sei malato qualche volta, sicuramente non è facile da superare, neanche nel ricordo, devo dire. Io sotto certi profili sono stato anche fortunato, perché per esempio io non ho mai vissuto una violenza fisica, no? Non ho vissuto degli atti di bullismo in cui qualcuno mi ha picchiato. Purtroppo invece ci sono tante persone che vivono anche questa esperienza. Non è un caso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dica che l'incidenza sugli adolescenti omosessuali del rischio di suicidio è superiore del 30% rispetto agli adolescenti che non sono omosessuali. Proprio questo testo riporta il dato che 9 studenti LGBT su 10, 9 su 10, affermano di aver subito episodi di bullismo a scuola. Questi adolescenti hanno da 4 a 7 volte più probabilità di tentare il suicidio. I ragazzi LGBT cacciati dalla propria famiglia sono 8 volte più a rischio suicidio dei loro coetanei e hanno maggiori probabilità di diventare dei senza tetto. Ecco, questo quindi è una cosa che veramente vivi sulla tua pelle, e quando poi ti trovi a contatto con delle persone, in questo caso appunto come l'episodio che tu ricordi, un mio studente, come ti mette proprio in discussione in prima persona, perché questo ragazzo venne un giorno a un turno di ricevimento e proprio si siede e comincia a piangere. Io subito penso che si era messa a piangere perché l'avevo bocciato tante volte, la coda di paglia proprio, cioè appena... Meno male che ce l'hai questa coda di paglia. No, io perché... sono consapevole, lo sanno tutti quanti, io non faccio mai mistero della difficoltà di fare l'esame con me, quindi è una cosa che dichiaro e non c'è problema, cioè almeno dal mio punto di vista non c'è problema. E questo ragazzo comincia a piangere, io dico, Dio, poveretto, chissà, ormai è disperato, non l'avrò bocciato decine di volte, non sa più che deve fare, per cui ero già lì a pensare come potevo rincuorarlo e anche spronarlo a continuare nello studio. Per cui lo faccio calmare un momento e lui si scusa, mi dice: guardi, mi dispiace perché io sono venuto qua ma non per la spiegazione di qualche domanda di diritto privato, ma perché è un problema personale. Allora, siccome capita spesso che
mi facciano delle domande su questioni giuridiche per cui mi vengono a porre dei casi, io là mi rilasso, dico vabbè, sarà qualche questione giuridica, ora sentiamo. E invece mi racconta che era stato lasciato dal suo fidanzato. Appena mi dice questa cosa io rimango gelato, perché in quel momento, nonostante io fossi già totalmente out, però nell'ambiente universitario io... Out nel senso che avevi dichiarato... Sì, che avevo dichiarato di essere omosessuale, per cui, però nell'ambiente universitario non era una cosa che, di cui parlavo. Tra l'altro io ti devo ringraziare perché tu questa sera in qualche modo realizzi anche un mio sogno, cioè io mai nella mia vita mi sarei aspettato di poter parlare con la tranquillità con cui stiamo parlando di queste questioni davanti ai miei studenti in un'aula dell'Università di Udine, quindi io ti devo proprio ringraziare personalmente per questo. Insomma, mi dice questa cosa, che lui si è lasciato col suo fidanzato e non sa con chi parlarne. Io ovviamente, visto che era veramente, singhiozzava, e ho evitato di fare tutta una serie di domande, ma perché me lo viene a dire a me e cose di questo genere. Attraverso i suoi percorsi evidentemente aveva saputo di me e quindi ha capito che io ero una persona adulta, non avendo lui un adulto di riferimento perché i suoi genitori erano separati, lui viveva con la mamma e con la mamma lui non aveva mai dichiarato la sua omosessualità. Quindi di fatto lui non aveva una persona adulta di riferimento con cui parlare di una questione che hanno vissuto tutti. Il primo amore che va male. E lì io gli dico che, senza entrare nel merito poi del motivo per cui si erano lasciati, perché non mi sembrava tanto il caso di fare consulente di coppia, ma gli dico: tu devi fare una cosa ora, tu hai un tuo migliore amico, una tua migliore amica? Ecco, se ce l'hai, tu ora gli devi andare a dire che sei omosessuale. E lui mi guarda smarrito, per la stessa ragione che dicevo prima, cioè se io lo vado a dire al mio migliore amico o alla mia migliore amica e quella mi rifiuta, io che faccio? Sono definitivamente senza nessuno. Al che io gli dissi: guarda, tu diglielo, vedrai che magari rimarrà anche sorpreso o sorpresa, non lo so, tu però sai che se tutto va male io qua sto, comunque con me puoi parlare, tu non sei solo. Dopodiché, una volta che hai fatto questo, vai a parlare anche con tua madre. Sarà difficile, sarà complicato, ma tu devi fare questi due passaggi, perché soltanto avendo delle persone con cui tu quotidianamente, in maniera libera, serena, puoi parlare di queste cose, vedrai che piano piano le cose si supereranno. Dopodiché io non lo vedo più per un po' di tempo, e quando lo rivedo era felicissimo, mi viene sempre il mio turno di ricevimento, questa volta con un grande sorriso, e mi dice: guardi, è andato tutto bene, la devo ringraziare, tra l'altro ho trovato un nuovo fidanzato. Quindi abbiamo avuto un happy end. Abbiamo avuto un happy end, sì. Senti, facciamo solo altre due domande e poi ci interrompiamo un attimo per fare una pausa, per fare il nostro appunto aperitivo. Una domanda un po' delicata: che cos'è l'omofobia e che differenza c'è tra omofobia e omonegatività? Perché tu sempre in un'intervista, ora te la leggo perché sono sicura che non ti ricordi quello che hai detto, hai affermato questo: spesso si sperimentano nella società atteggiamenti negativi nei confronti delle persone omosessuali e spesso la parola che viene utilizzata per descriverli è omofobia. Il punto è che questa parola non collima spesso con la realtà. Certi comportamenti non sono dovuti tanto a sentimenti irrazionali di paura, odio o disgusto nei confronti delle persone omosessuali, bensì all'intera gamma di sentimenti, atteggiamenti e comportamenti negativi verso l'omosessualità e le persone omosessuali, generati da un'intolleranza che ha radici culturali e sociali. Vuoi spiegarci che differenza c'è, secondo te, tra omofobia e omonegatività? Allora, in parte la definizione ce l'hai data ricordando questa mia intervista, che tu dici che è una mia intervista, quindi io ci credo, ma io mi dimentico. Con le prove. Io mi dimentico delle cose che dico un attimo dopo averle dette. Quindi in parte una definizione tu ce l'hai data, però per capire il motivo per cui io ce l'ho molto con questo uso linguistico distorto della parola omofobia,
Faccio notare a tutti questo elemento proprio etimologico. Fobia è paura irrazionale nei confronti delle persone omosessuali, ok? Poi c'è anche una declinazione della fobia rispetto alle persone transessuali, parliamo di transfobia. Però il punto è che istintivamente, se noi utilizziamo questa parola, la medicalizziamo un atteggiamento, ok? Per cui, tutto sommato, è come se noi dessimo implicitamente una scusa alle persone che hanno questo atteggiamento negativo nei confronti delle persone omosessuali. Cioè non è che tu scegli di svalutare le persone omosessuali, scegli di trattarle in maniera discriminatoria, scegli di non dargli la stessa dignità sociale delle altre persone. Siccome c'hai la fobia, quindi ok, questo ho capito. atteggiamento irrazionale per cui tu ti senti minacciato, non si capisce la ragione, da una persona omosessuale o da una persona trans, allora tutto sommato il tuo comportamento nei confronti di questa persona si può comprendere, addirittura per certi versi si può giustificare. Ecco, io voglio che si tolga la giustificazione a questo atteggiamento di negatività nei confronti delle persone LGBT. È una questione culturale, rispetto alla quale, come tutte le questioni culturali, noi possiamo agire razionalmente per modificarla. Ci possiamo impegnare a costruire una cultura alternativa, una visione alternativa rispetto a quella, diciamo, che ci è stata tramandata, e quindi essere rispettosi, inclusivi delle persone. Cioè io non voglio parlare di omosessuali, non voglio parlare di transessuali, io parlo di persone omosessuali, di persone transessuali. Cioè degli esseri umani che hanno lo stesso diritto di tutti quanti gli esseri umani di essere trattati con rispetto, di essere trattati in maniera inclusiva, di non vedersi esclusi dalle relazioni sociali e soprattutto di non essere escluse dalle relazioni giuridicamente rilevanti. Proprio guardandolo da un punto di vista giuridico, ricorderei una tua frase che tu hai pronunciato in un convegno, tra l'altro c'è anche il video in YouTube in cui si è agitato ancora di più di come l'avevo visto agitato adesso, e ha praticamente urlato questa affermazione che però secondo me è anche molto bella. Francesco afferma: in un paese in cui non si rispettano i diritti fondamentali della persona non si fa torto solo a una minoranza del paese, ma si fa torto al paese, si fa torto allo Stato di diritto. Te la ricordi questa? Diciamo di sì. No, io me la ricordo. Sì, io di questo sono pienamente convinto, cioè è una cosa che i miei studenti sanno, io ripeto costantemente, cioè sebbene io insegni diritto privato, io sono persuaso, e grazie anche, voglio dire, a maestri insigni del diritto civile che ci hanno insegnato questo, che noi non possiamo guardare ai rapporti tra privati senza iscriverli in una cornice costituzionale. In questo momento poi peraltro questa cornice si è arricchita anche di contributi che ci vengono dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani, dalla Carta Fondamentale dei cittadini europei. C'è quindi un novero di diritti fondamentali che ci dice che il nostro sistema mette al centro la persona e il rispetto della sua dignità. Se io non parto da questa premessa sul piano interpretativo, ermeneutico, io non posso guardare come dire, in maniera corretta, non posso esercitare nessuna attività interpretativa in maniera corretta delle norme civilistiche. Okay? Allora, se io parto da questo e parto dalla considerazione che il nostro vivere associato si fonda su alcuni principi che sono iscritti nella Carta Costituzionale, come per esempio il principio d'uguaglianza, il problema non è delle dei gruppi socialmente esclusi, chiamiamoli così, perché ora stiamo parlando di omosessuali, delle persone trans, ma potremmo come dire, far riferimento ad altre persone che si trovano in altre condizioni. Ecco, nel momento in cui il principio di uguaglianza, che è uno dei cardini del nostro sistema costituzionale, non viene rispettato nei confronti di un gruppo socialmente escluso, il problema non è soltanto delle persone che subiscono questo trattamento, il problema è che dal punto di vista istituzionale, per esempio, c'è una parte degli attori, dei soggetti che intessono relazioni giuridiche che ritengono in maniera del tutto arbitraria che questo principio di uguaglianza non si debba riconoscere ai membri di questi gruppi socialmente esclusi.
Quindi negano uno dei pilastri fondamentali del nostro sistema, del nostro ordinamento giuridico. Quindi la questione non è soltanto di chi è vittima di questi comportamenti, Certo. la questione riguarda tutti, perché se quella persona si sente e si sente abilitata a fare questo grazie alla cultura in cui lui è immerso, grazie alla tipologia di società che si trova a sperimentare, ecco, se si sente legittimato a farlo nei confronti di quelle persone, domani lo farà nei confronti di qualcun altro. Quindi stiamo mettendo a repentaglio il concetto stesso di Stato di diritto. Senti, visto che ti sei agitato tanto, adesso io proporrei di fare una pausa, di prenderci un bel bicchiere di vino, così ci accomodiamo in fondo. Bene, ricominciamo con la seconda parte del Taius. Allora, ancora qualche domandina un poco leggera, poi facciamo un gioco, tu e io, di cui so che hai tanta paura, avete sempre tanta paura di questo Totalmente. gioco. Allora, prima Francesco abbiamo parlato di omofobia, di omonegatività, abbiamo parlato di bullismo. Ho una domanda. Se vuoi rispondere rispondi, se no ti avvali della facoltà di non rispondere. Sei mai stato vittima di bullismo? Perché poi non solo da adolescente ma anche da adulto, perché quando pensiamo al bullismo noi pensiamo sempre a un fenomeno che riguarda gli adolescenti, ma non è vero, riguarda anche gli adulti. Hai mai subito azioni di bullismo? Minacce? Anche per il ruolo che svolgi? Allora, solo 2 volte sono stato minacciato di morte. Dico solo 2 volte perché altri hanno avuto esperienze ben peggiori di queste, per cui tutto sommato io le ho derubricate a tentativi di persone, diciamo, mentalmente instabili di così mettermi paura. All'inizio, la prima lettera di minaccia di morte che è arrivata in studio, mi sono un po' preoccupato, ho chiesto se era il caso di fare un esposto alla Procura della Repubblica. Qui c'è il collega di studio Marco Florit che penso si ricordi di questo episodio, e siccome sia lui sia l'altro avvocato dello studio, cioè Alessandro Giadrossi, sono tutti e 2 penalisti, chiese a loro se era il caso di fare un esposto alla Procura della Repubblica. Loro mi consigliarono di no, io ho seguito questo consiglio. La seconda volta mi fece più strano perché invece la lettera con la minaccia di morte arrivò a casa. Ora, mentre il mio indirizzo di studio è rintracciabile perché è nel database dell'Ordine degli Avvocati di Trieste, il mio indirizzo personale io non so come questa persona lo abbia avuto, quindi il fatto che mi arrivasse proprio a casa mi ha un po' turbato, sì, però anche in quel caso. Senti, e sui social, perché tu sei un assiduo frequentatore dei social, Facebook lo utilizzi insomma per anche divulgare tutte le iniziative perché Francesco è uno dei colleghi del Dipartimento di Scienze Giuridiche che maggiormente asseconda tutte le idee che mi passano per la testa, quindi si ritrova coinvolto in 40.000 iniziative. Domani tra l'altro abbiamo anche Cinema e Diritto insieme, che dice sempre di sì, è stremato, e ogni volta poi anche sui social condividi le notizie di questi eventi. Ecco, anche rispetto a quello, cioè i social sono un mezzo, no? Cioè, per cui dipende da come scegli di utilizzarlo. Per me il mio profilo Facebook, che poi è l'unico social che uso, non uso Twitter, non uso Instagram, queste cose, per me è un mezzo di far conoscere alle persone appunto delle iniziative, e quindi è un profilo informativo, diciamo così. È rarissimo il caso che io metta sul mio profilo Facebook una questione personale, cioè deve essere proprio un evento del tutto eclatante, e quindi le persone che mi aggiungono spesso io non le conosco, il che è un pericolo in alcuni casi, però devo dire che in tutti questi anni non è mai capitato che qualcuno mi aggredisse verbalmente su Facebook, per cui in questo mi sento fortunato. Abbastanza tranquillo. Sì. Senti, parliamo un pochino di unioni civili. L'11 maggio la legge sulle unioni civili compirà 1 anno.
Tu hai preso posizione sempre, ovviamente, sulla stampa, in uno degli articoli che non ricordi, sottolineando come si debba operare una distinzione tra coppie conviventi eterosessuali e coppie formate da persone dello stesso sesso. Secondo te, a un anno di distanza, il bilancio che puoi fare di questa legge sulle unioni civili? Tra l'altro qualche giorno fa è uscito il dato che in verità ci si aspettava un numero maggiore di coppie di persone dello stesso sesso che avrebbe utilizzato degli strumenti predisposti da questa legge. Si attendevano 10.000 richieste in questo senso, invece ne sono arrivate solo 1.000, quindi c'è anche chi comincia a parlare a proposito di un fallimento. In verità poi pare che la questione sia più legata al riconoscimento del figlio del partner, quindi a questioni un po' diverse. Ma secondo te questa legge, tu dai un giudizio positivo di questa legge oppure no? Tiene conto di questa distinzione che tu hai più volte sottolineato nei tuoi scritti? Allora, sulla questione fallimento, io sono veramente costernato rispetto al fatto che in Italia dobbiamo giudicare la bontà o meno di, in questo caso, un istituto giuridico dalla quantità. Pienamente d'accordo con te. I diritti non si pesano. Non è una questione di quante persone godono di un diritto, di quante persone decidono di avvalersi. Vedi e non agitarti. Allora, i diritti non si pesano, quindi non è una questione di quante persone. Noi ci troviamo di fronte a un istituto rispetto al quale io ho anche espresso, come dire, un giudizio negativo per una questione che dirò subito, ma che è indubitabilmente un mezzo di emersione dell'esistente, e cioè di centinaia di famiglie formate da persone dello stesso sesso, che indubitabilmente è uno strumento che ha risolto dei problemi pratici nell'immediato a tantissime persone che per esigenze di carattere economico o di altra natura non potevano recarsi all'estero per contrarre matrimonio, e quindi è un istituto sotto questo profilo che io non posso che giudicare positivamente. Detto ciò, c'è anche da valutare un contesto. Noi del resto questo facciamo per mestiere, cioè io ho bisogno di inserire nel sistema del diritto gli istituti giuridici che studio. Allora, rispetto a questo, è una cosa che ho detto in maniera chiara e che ribadisco e rispetto alla quale non sono disposto a cambiare idea: l'istituto delle unioni civili è un istituto segregazionista. Cioè è un istituto che mi dice che tutto sommato ho delle tutele molto simili a quelle del matrimonio, se non del tutto simili, ma non mi posso fregiare del nomen iuris, diciamo così, di matrimonio. Non posso utilizzare l'espressione famiglia se mi rivolgo alle persone, alle coppie formate da persone dello stesso sesso, cosa che non è un mio giudizio personale, è qualcosa che per tabulas si può trarre dalla legge 76 del 2016, da cui sono state espunte tutte le norme che, richiamando quelle del codice civile, facessero in qualche modo riferimento alla famiglia. C'è un'unica norma in cui si parla di vita familiare, ma di famiglia non si parla in quel contesto. E questo perché? Perché questo è stato, come dire, il prezzo che la maggioranza in Parlamento ha dovuto pagare a quella parte di centrodestra della maggioranza del Parlamento che altrimenti non si dichiarava disponibile ad approvare questa legge. Tanto è vero che il giorno dell'approvazione della legge sulle unioni civili l'attuale Ministro degli Esteri dichiara la sua vittoria per aver impedito una deriva contro natura nel nostro ordinamento. Ora, queste sono, ripeto, non mie valutazioni personali, prendo atto di un dato testuale e prendo atto del giudizio politico che attuale Ministro degli Esteri ha dato di questa legge. È accettabile questo nella legalità costituzionale? È accettabile che i cittadini e le cittadine, in quanto omosessuali, siano estromesse dall'istituto matrimoniale? È accettabile che tu mi dici che siamo uguali, tutto sommato dal punto di vista delle tutele, ma che, utilizzando metaforicamente quello che avvenne a Rosa Parks,
cioè quella attivista per i diritti delle persone nere negli Stati Uniti, che tu possa salire sull'autobus ma ti debba sedere alla fine dell'autobus, in coda all'autobus, perché non hai la stessa dignità sociale delle persone bianche. Ecco, i cittadini omosessuali, donne e uomini di questo paese, sono in questa condizione. Uno gli risponde: vabbè, meglio questo che niente. Perché questa è stata poi la cosa che ci siamo sentiti dire, no? Accontentatevi. Allora, io capisco che ci deve essere una progressione sul piano socioculturale, ma quando io ho scritto il patto civile di solidarietà, che è un altro modo poi di chiamare le unioni civili, era il 2002. Era un momento in cui in Europa pochissimi, si contavano sulle dita di una mano e ci avanzavano pure, i paesi che avevano il matrimonio egualitario. Nel 2016, anno di approvazione della legge 76, le cose sono cambiate in Europa e nel mondo. Cioè, io ricordo a me stesso che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha definitivamente dichiarato incostituzionale il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso, aprendo il matrimonio in senso egualitario a 50 degli... Ora vedremo cosa succederà negli Stati Uniti. Ma io penso che di fronte al giudicato costituzionale il Presidente in carica possa fare ben poco. Quello che però è importante è capire che se nel 2002 aveva un senso anche in termini di progressione socioculturale riconoscere il patto civile di solidarietà, nel 2016 riproporre questa cosa è assolutamente inaccettabile. Scusami e concludo, il punto è che il governo italiano si è trovato messo alle strette grazie a quello che dicevamo all'inizio, cioè all'attivismo giudiziario, perché pendevano a un certo momento davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani una serie di ricorsi per cui l'Italia rischiava di essere condannata perché non aveva nessun tipo di tutela nei confronti delle coppie formate da persone dello stesso sesso. Allora, piuttosto che a livello internazionale fare una figuraccia, perché quello sarebbe stata, lasciamo stare l'aspetto economico, ma sarebbe stata una figuraccia sul piano politico, allora meglio approvare le unioni civili. Non posso però accettare l'atteggiamento di uno che mi dice meglio questo che niente. Ti devi far carico politicamente e se non lo fai te ne assumi la responsabilità. Tu sei libero di non farlo, ma te ne assumi la responsabilità di non includere totalmente i cittadini e le cittadine omosessuali in quel principio cardine, ripeto, del nostro sistema, che è il principio di uguaglianza. Senti, tu a questo proposito, ora non te lo ricordi ma te lo ricordo io, in un'intervista rilasciata a un giornale nazionale, alla domanda "l'Italia è un paese conservatore", rispondi: non so se siamo conservatori, penso invece che siamo pigri mentalmente, perché ci educano ad esserlo. Puoi spiegarci che cosa vuol dire questa tua affermazione? Sì, che cosa volevi dire con questa affermazione? Io sono convinto profondamente di questo dopo 20 anni, più o meno ormai quasi 20, passati in università, facendo anche esperienze molto diverse, cioè passando per Roma, sia la Sapienza, sia Roma 3, e poi facendo l'esperienza di Trieste con il dottorato e poi di Udine. Ecco, io vedo un atteggiamento diffuso e non parlo degli studenti, in questo momento non parlo degli studenti, parlo di quelli che stanno da questa parte della cattedra, che certe volte, come dire, non rendono consapevoli i ragazzi della responsabilità sociale che hanno nel momento in cui si siedono tra i banchi dell'università, dove la questione non è prendersi un pezzo di carta, cioè non è quella di fare un certo numero di crediti, di esami, dopodiché se capisco o non capisco quello che sto studiando è assolutamente inconferente, ma significa fare un percorso culturale esigente in cui non ci si deve, per se stessi, dal punto di vista degli studenti intendo dire, accontentarsi. Senti, un'ultima domanda su di te, poi facciamo un gioco. Vuoi diventare papà? Che rapporto hai con la paternità? Ci ho pensato e io sono consapevole della responsabilità che è essere genitore. Non credo che sia facile e se uno non ha raggiunto una propria serenità, una propria armonia, è probabile che è meglio che eviti.
Ok? Allora, siccome io non credo in questo momento della mia vita di aver raggiunto questo equilibrio e questa serenità, sebbene io pensi che potrebbe essere una esperienza bellissima, credo di non aver raggiunto il punto di assumermi questa responsabilità. Perché si dice sempre, specialmente rispetto alle coppie formate da persone dello stesso sesso, c'è un desiderio narcisistico, egoistico, no? In verità tutte le storie che conosco non mi parlano di questo egoismo, di questo narcisismo, mi parlano di persone che invece sono pienamente consapevoli della responsabilità che si stanno assumendo e delle difficoltà che incontreranno nel intraprendere questa strada. Se poi da questo piano generale passo al piano personale, ancora di più sento questa responsabilità e in questo momento non mi sento quindi però mi pare di all'altezza. capire dalla tua risposta che tu sei assolutamente a favore dell'adozione da parte di coppie composte da persone dello stesso sesso o comunque con orientamenti sessuali differenti da Allora, io sono a favore di qualsiasi scelta esistenziale che renda la persona totalmente realizzata. Io per esempio ho amiche eterosessuali che hanno fatto come scelta di vita quella di non avere figli, in maniera del tutto consapevole, e loro sono felici così. Certo. Per quale motivo io devo giudicare negativamente per esempio questo tipo di scelta? E faccio l'esempio proprio opposto rispetto a quello che stiamo facendo. Così come io giudico positivamente una scelta di una coppia formata da persone dello stesso sesso di genitorialità nel momento in cui queste persone sono consapevoli, sono in grado di assumersi questa responsabilità. Dopodiché le storie che io conosco di veramente centinaia di coppie mi parlano di persone amorevoli, capaci di assumersi quel dovere di cura nei confronti dei figli che nascono e che fanno una scelta che non è legata al caso, cioè loro se vogliono diventare genitori, che sia una coppia di donne o che sia una coppia di uomini, devono fare veramente uno sforzo enorme per diventare genitori. Ecco, lì sicuramente non c'è una ponderazione, no? Rispetto a questa scelta che mi conferma ancora di più sul fatto che non vedo la ragione per cui queste persone non debbano diventare genitori, anche al di là dell'adozione, perché molti fanno questa scelta attraverso la fecondazione medicalmente assistita, quindi non adottando un bambino. Personalmente, se poi devo dire il mio punto di vista, il mio progetto di genitorialità preferirei che passasse per l'adozione. Io non mi sento di passare attraverso la fecondazione medicalmente assistita. Se io potessi e appunto ci fosse quel contesto esistenziale di cui dicevo prima, io preferirei adottare un bambino. Dopodiché questo è il mio punto di vista, dovrei confrontarmi col punto di vista del mio compagno, certo. E quindi poi la decisione si prenderebbe insieme. Bene, passiamo al nostro gioco, così poi vediamo se c'è spazio per qualche domanda o qualche intervento. Sai che ti farò perché tanto hai visto qualche video, sì, ma sono domande buone stasera, anche perché la parte iniziale per te non credo sia stata una passeggiata, per cui ti faccio delle domande e tu rispondi molto velocemente, su alcune magari non così velocemente, ma tendenzialmente, ok, velocemente. Il tratto principale del tuo carattere, alcune si ripetono, altre le cambiamo. La puntigliosità. La qualità che preferisci in un uomo? La delicatezza. La qualità che preferisci in una donna? La determinazione. Che ruolo hanno le donne nella tua vita? È fondamentale. Senza appunto la mia migliore amica io non avrei vissuto serenamente quello che ho fatto. Sono delle persone con le quali mi confronto costantemente e sono degli esempi, perché soprattutto in certi ambienti le donne sono messe da parte e quindi in qualche modo condividiamo, io l'essere vittima dell'omonegatività, loro l'essere vittima del sessismo, e questo è un elemento di un motivo di solidarietà con le donne, che non è mentale, cioè non è una questione teorica, non è una questione astratta, cioè io lo vivo con loro, insieme con loro, sulla nostra pelle, e questo è un elemento di grande vicinanza. Di grande complicità. Sì. Il libro che avresti voluto scrivere?
Tu leggi tantissimo, quindi questa domanda è veramente fetente perché non credo sia facile individuarne uno. Ma sforzati. Il libro che avrei voluto scrivere probabilmente è Il gioco delle perle di vetro di Hermann Hesse, che è un libro che ho letto quando ero al liceo e che mi ha aperto gli occhi su un modo di concepire la conoscenza e il sapere come un tutto armonico che ci rende possibile concepire il mondo in un modo nuovo. La tua occupazione preferita? Lecita. Sicuramente leggere. Leggere. Le colpe che ti ispirano maggiore indulgenza? Quelle che si commettono sulla base dell'istinto Hai studiato. e l'irrazionalità, perché poi è il tratto più autentico delle persone, per cui se uno ha fatto una cosa sulla base dell'istinto evidentemente lo ha fatto perché lo sentiva profondamente, per cui se ha sbagliato bisogna comprenderlo. Che buono che sei, io non perdono. La tua più grande paura? Di rimanere solo. Che cosa canti sotto la doccia? Dipende. Sentiamo, facci il repertorio, cioè non facci, dici qual è il tuo repertorio, Ora poi però puoi devo- anche cantare con Poi devo scadere però nel luogo comune, perché per esempio mi piace tanto Raffaella Carrà. Addirittura, no? Bellissimo. Cosa canti di Raffaella Carrà? Come bello far l'amore da Trieste in giù. Ma era una cosa che cantavo fin da bambino. Ci sono anche delle foto che mi ritraggono mentre io imito Raffaella Carrà nelle sue performance danzerine. Bellissimo. Senti, il piatto che ti riesce meglio, Francesco è un bravissimo cuoco, anche se adesso opta per una dieta che io non condivido, ma vabbè, il piatto che cucini meglio, che ti riesce meglio in cucina. Guarda, cioè veramente solletichi la mia immodestia perché io adoro cucinare, cioè proprio una cosa che faccio. Il piatto l'ultima cosa che ho fatto ieri sera è stata una quiche vegetariana e mi è venuta in maniera stupenda semplicemente perché ho aggiunto il parmigiano, cosa che io non avevo fatto in precedenza. Scusami, ma nella tua dieta il parmigiano non ci dovrebbe stare? Lo so, ma non sono vegano però per esempio ecco un'altra cosa che mi viene molto bene è il brasato al barolo che io lo faccio per gli ospiti, cioè Ok. anche se lo mangio però. Ok. Quale sarebbe per te la maggiore disgrazia, a parte essere invitato a un Taius? La maggiore disgrazia sarebbe quella di rimanere incosciente in un letto come in uno stato vegetativo. Quella è la mia maggiore paura, la mia maggiore disgrazia. Il paese nel quale vorresti vivere? La Spagna. Perché Non la ho Spagna? alcun dubbio, perché la trovo, ovviamente la Spagna è un grande paese così come l'Italia, per cui come dire, ci sono tante Spagne nella Spagna, per cui io mi sento veramente, io mi sento benissimo in Italia e mi piace l'Italia, sia premesso questo, però quando vengo in Spagna mi trovo completamente a casa mia. Ho studiato spagnolo per alcuni anni, trovo che hanno un approccio proprio alla quotidianità, all'esistenza che trovo molto sintonico. Ecco. Qual è la domanda più assurda che ti sei sentito rivolgere da uno studente? Quando ce ne sono almeno due. Scusami, ti faccio un'altra domanda nel frattempo. Sei ancora convinto di riuscire a prendere il treno delle 20.08? No, ne dubito. Due domande, quando io gli ho chiesto scusi su quale manuale ha studiato, la domanda è stata quale manuale? oppure l'altra domanda, senta scusi ma qual è la casa editrice del suo manuale? E lei mi ha guardato con un'espressione interrogativa. In che senso mi fa? Dico, scusi, che senso? qual era la casa editrice del suo manuale? Vuole dire la marca? E io lì ho capito che non ce la potevo fare. Senti, ma perché sei così severo con gli studenti? Perché penso di fargli una cortesia. Cioè io penso che se abbassassi di poco l'asticella della qualità, loro si lascerebbero ancora di più andare e non prenderebbero sul serio un esame che secondo me è un esame, come dire, fondativo rispetto a uno studio del diritto più in generale, per cui io non posso per il loro bene
fare meno di quello che faccio. E devo dire che rispetto a quello che io vorrei come standard ottimale sono già basso, per cui come dire, più di questo non posso. Okay. Senti, è una domanda che avevo promesso di non farti, ma te la faccio lo stesso. Pride Friuli Venezia Giulia, patrocinio sì, patrocinio no, dell'Università di Udine. Puoi bere, sai, prima di infervorarti. Io penso che sia assolutamente scontato che un'istituzione come un'università dia il patrocinio a un Pride, e questo non soltanto perché avviene in tutto il resto del mondo, in cui ci sono rappresentanze dei vari atenei che partecipano ai Pride in giro per il mondo, ma perché il Pride, cioè, non è né una carnevalata né una questione di rivendicazione, semplicemente di rivendicazione dei diritti delle persone omosessuali. Proprio ieri ne discutavamo con il mio compagno e lui mi ricordava una cosa che secondo me è assolutamente da condividere, cioè il Pride è innanzitutto sollecitazione del rinnovamento culturale di un tessuto sociale. Perché io ti pongo delle questioni che, ripeto, magari tante persone per i motivi più diversi non si sono posti e vengono sollecitate a riflettere. Tant'è vero che al Pride ci può andare chiunque, ci possono andare persone omosessuali, transessuali, bisessuali, ma anche le persone eterosessuali, se condividono. Tu ci andrai? Assolutamente sì, e ci andrò orgogliosissimo di andare al Pride nella città dove insegno, sperando che ci siano tantissimi studenti dell'Università di Udine, perché se ci saranno, e spero che siano tantissimi anche gli studenti eterosessuali che verranno al Pride, perché allora veramente io ho raggiunto l'obiettivo. Io mi auguro che ci siano anche colleghi. Io mi auguro certamente che ci siano anche tanti colleghi, ma l'obiettivo è quello di fare cultura anche attraverso l'impegno sociale. Io ne ho fatto una ragione di vita, spero che anche con le cose che dico ai miei studenti in aula questo messaggio sia passato e che quindi ci si faccia carico in prima persona di questo impegno sociale. Senti, ultime 3 domande. Da dove arriva la tua forza? Tu sei una persona molto coraggiosa, molto forte. Da dove arriva tutta questa forza? Io non voglio che ci siano altre persone che passino quello che ho passato io nella mia adolescenza. Io non voglio che ci siano degli altri adolescenti che siano privati del sorriso. Io questo non lo voglio, e quando anche sono stati dei momenti di scoraggiamento per le ragioni più diverse, cioè mi è tornato sempre in mente questo che ho appena detto, cioè se io posso fare anche soltanto una cosa, cioè il mio non è un atteggiamento superomista, io non penso di poter risolvere i problemi del mondo, no? Io so però che ci sono alcune cose che posso fare che dipendono da me. È un piccolo contributo, però se io lo posso dare, io mi devo sentire responsabile nel darlo. E ripeto, riguarda me come persona omosessuale, ma riguarda tutti quanti, soprattutto gli operatori del diritto. Dopodiché ci sono questi piccoli apporti che noi possiamo fare per migliorare la realtà che ci circonda, perché, e questa è la ragione che mi muove, quello che hai passato tu non lo passino altri. Io purtroppo non posso tornare indietro nel tempo, cioè, ormai la mia vita, non l'ho fatta, la mia adolescenza è passata, io 20 anni non ce l'avrò mai più, io il primo amore non l'ho vissuto, non lo vivrò mai più, l'amore adolescenziale, quello spensierato, quello in cui tu non pensi a nulla, pensi soltanto a essere felice. Ecco, io questo non lo posso avere, non l'ho avuto e non lo avrò mai più, ma posso dare quel minimo apporto perché ci siano altre persone che questa esperienza la possano fare. Allora, io devo farti altre 2 domande, te ne faccio una sola, ti abbono una domanda se mi fai un regalo. C'è un passaggio di quello che hai scritto che volevo leggere io, ma vorrei che lo leggessi tu, ed è da questo passaggio in poi. Me lo fai? Ok, grazie. Ci provo. Questa è la mia storia. Una storia che sarebbe molto diversa se non avessi preso la decisione fondamentale di vivere serenamente e alla luce del sole la mia omosessualità. Tu che mi hai letto finora, non pensare che io sia più coraggioso o più in gamba di te. Sono come te. Vorrei solo ricordarti che le cose non cambiano da sole. Cambiano soltanto se tutti insieme le facciamo cambiare. Sarà così che un domani i nostri figli e i nostri nipoti potranno dare per scontato che alcune persone sono etero, altre bisessuali,
e altre ancora omosessuali. Poi gli diranno che un tempo non era così e sorrideranno al pensiero di quanto ciò fosse assurdo. Stato d'animo attuale? In questo momento sono molto felice, molto emozionato e molto grato per quello che mi hai regalato. Ringraziamo Francesco Di Re.